Angelo Lauricella, l'ANPI di Agrigento ha in mente tante iniziative, una tra le più imminenti, quella relativamente all'onorevole Giacomo Di Benedetto, ma non solo. Sì, per ora stiamo lavorando, naturalmente al prossimo venerdì ci sarà questa iniziativa importante che è la dedica di una via a Giacomo Di Benedetto e il suo ricordo, che verrà organizzato nella sala del Consiglio Comunale del Raffadale. Questa la facciamo col Comune del Raffadale, che ha dedicato questa via, e con l'associazione degli ex parlamentari. È qualcosa di importante, perché naturalmente in un paese che ha avuto tante grandi personalità dà anche a Giacomo questo ruolo, diciamo, di una delle personalità che entrano nell'identità culturale e morale di Raffadale. Quindi sarà qualcosa di grande importanza. Poi il 13 di dicembre a Racalmuto avremo un'iniziativa sul contributo di Racalmuto alle guerre del secolo passato, e diciamo, parleremo della guerra dei boxer, andremo alle guerre coloniali, alla prima e alla seconda guerra mondiale. Lo facciamo per dare onore ai caduti che hanno servito la patria, e anche per dire quanto inutili queste guerre sono state e tante vite sono state sacrificate. Lo facciamo per lanciare un messaggio di pace, perché non avvenga più, lo facciamo per riportare il nostro paese alle trattative, ai contatti, allo scontro diplomatico, che è quello che non fa vittime, per superare invece questa tendenza assassina che colpisce i bambini, le donne, che distrugge quello che gli uomini hanno costruito. Lo facciamo perché possa nascere una coscienza pacifista a Racalmuto e nel nostro paese. Anche questa sarà un'iniziativa importante. La stessa iniziativa cercheremo di riportarla a Sciacca, dove stiamo lavorando in questo periodo alla costruzione di un elenco di combattenti partigiani durante la guerra di liberazione a Sciacca e a Siculiana, dove assieme alla questione delle foibe, a cui il sindaco ha dedicato un monumento, si possa svolgere un'iniziativa sull'insieme anche qui del contributo di Siculiana. Questi fatti sono identitari, entrano nel patrimonio di ogni comune, e vogliamo che ogni persona li senta sua, che non vengano dimenticati, che la parte migliore e più generosa del nostro paese non venga dimenticata, ma vada ricordata. In questo momento, a questo mirano le iniziative dell'ANPI in questo periodo.